Oltre 300 i presenti alla manifestazione No DAD al piazzale della stazione dei treni Santa Lucia a Venezia. Adulti, bambini e ragazzi da tutto il Veneto, genitori e figli con striscioni e cartelli colorati per chiedere la riapertura immediata degli istituti scolastici anche in zona rossa. Da qui l'idea: boicottare la DAD per un'intera giornata della prossima settimana. Venerdì 26 spegneremo, i nostri ragazzi, i nostri alunni spegneranno tutti i computer perché faremo uno sciopero DAD. Nella stessa giornata alle 11 una delegazione di genitori si recherà in protezione civile a Marghera. E vorremmo essere ricevuti perché il presidente Zaia deve essere nostro alleato nel chiedere al governo che le scuole vengano riaperte immediatamente. Oltre a manifesti e striscioni, anche le magliette dei bimbi riportanti gli stessi messaggi e usate per mantenere il distanziamento. Perché sono a casa adesso? Non è possibile! A Zinson di Piave gli insegnanti hanno deciso per scelta di non tenere la DAD, racconta Martina, una delle docenti nonché mamma. E dunque non si fa DAD per i 0-6 anni, però abbiamo ottenuto la relazione più con i genitori che con i bambini, come penso sia giusto, perché un bambino dai 0 ai 6 anni non può stare davanti a un video. Quest'anno stiamo perdendo altro tempo prezioso e si affaccia alla prima media con delle carenze, secondo me, non da poco. Cosa dice la bambina? Si annoia, vuole vedere i suoi amici, vuole stare con loro, vuole tornare in classe. Facciamo vedere il girotondo dei bambini. Ecco, il girotondo dei bambini. Mentre in contemporanea si registra una contromanifestazione di una trentina di persone, tutte senza mascherina, proclamate Sinomask, fermate dalle forze dell'ordine dopo aver pure tentato di forzare il blocco, rifiutandosi di indossare i dispositivi.